Presidente Serracchiani, oggi è inaugurato lo sportello di giustizia di prossimità, uno sportello importante per il cittadino. Perché? Beh, è il frutto del lavoro che è stato fatto in questi mesi, tanti in cui abbiamo dovuto formare il personale, raggiungere un accordo dopo la firma della convenzione con il Ministero della Giustizia, sia con la Procura della Repubblica di Udine, sia con il Tribunale di Udine. Oggi però siamo riusciti ad ottenere questo risultato, che è un risultato importante. Certo, non è la riapertura del Tribunale, però qui riusciamo a garantire dei servizi che altrimenti richiederebbero ai cittadini della Carnia uno spostamento in macchina fino ad Udine. In particolare, tramite la Procura, qui si possono chiedere ed ottenere certificati, in particolare i certificati del casellario giudiziale, mentre per quanto riguarda il Tribunale si possono qui svolgere quelle pratiche che riguardano l'accettazione di eredità, che riguardano gli amministratori di sostegno e quindi le persone in difficoltà più deboli. C'è in questo senso un rapporto anche con l'ANFAS, e in più c'è la possibilità di svolgere attività che, seppure non sono prettamente indicate tra quelle a disposizione del cittadino nello sportello di giustizia di prossimità, garantiscono qui una presenza fisica di persone informate che possono dare spiegazioni e possono creare il contatto diretto con il Tribunale a Udine. Quindi cerchiamo di far sì che appunto le persone possano avere un presidio di giustizia qui a Tolmezzo, che riguarda ovviamente tutta la Carnia e che crea un contatto diretto tra la Procura e il Tribunale. Successivamente, e sempre sulla base della convenzione e dell'accordo che abbiamo con il Ministero della Giustizia, e grazie anche alla collaborazione stretta e molto costruttiva sia con la Procura che con il Tribunale, qui vorremmo organizzare anche un vero e proprio presidio di legalità, con la possibilità di avere informazioni e anche di fare cultura della legalità, con la presenza del Presidente del Tribunale e del Procuratore Generale. Sindaco, inaugurato oggi a Tolmezzo lo sportello di giustizia di prossimità. Quanto conta per il territorio uno strumento di questo tipo? Conta molto. Oggi infatti è una giornata importante perché c'è qualcosa che si apre, un servizio, si apre una porta dove prima c'erano delle stanze chiuse. Sono ormai 4 anni che il Tribunale è chiuso e penso che sia qualcosa di straordinario quando le istituzioni, qui parlo comune, parlo della Regione, parlo del Tribunale, parlo della Procura, riescono a mettersi assieme e fornire qualcosa di prossimità al territorio, ai nostri cittadini, un servizio in più. Insomma, la sintesi è questa: c'è un qualcosa che prima non c'era e non è stato scontato perché c'è voluto del lavoro, c'è voluto dell'impegno, c'è voluto il saper andare oltre quelle che sono le proprie singole competenze e mettersi assieme a favore del territorio. Da oggi i cittadini di Tolmezzo e della Carnia e della montagna hanno un servizio in più. Scusate se è poco, secondo qualcuno, ma penso che un salmone che vada controcorrente come aprire un servizio sia una notizia molto positiva per la nostra montagna.